Sono state ore di apprensione, c'è ancora preoccupazione in realtà per quanto riguarda il tagliamento, dunque in Veneto a Bibbione, possiamo però dire pericolo scampato grazie ai bacini di eliminazione, 13 già realizzati, 10 in lavorazione e grazie all'unità di crisi. Sì, grazie al grande lavoro dell'unità di crisi, della protezione civile e di tutti quelli che hanno lavorato, ovviamente non abbassiamo la guardia, siamo ancora in fase di allerta, fra l'altro anche con degli allarmi rossi. E dall'altro però voglio ricordare che le opere del 2010 che ho messo in cantiere allora, che cubano più di 2 miliardi di euro poi di attività fatte, ci hanno permesso di essere operativi. Penso al bacino di Caldogno che abbiamo aperto, Montebello che è stato oggetto di un ampliamento, piuttosto che Muson dei Sassi e molti altri bacini che avevamo a disposizione ma che non abbiamo attivato. Tra i problemi maggiori in questo momento sono gli argini. Gli argini, e anche perché il danno vero ce l'abbiamo con questo stress test di quest'acqua che è caduta, che ha spinto e spinge moltissimo sui nostri argini e dovremo fare le radiografie agli argini e capire quale sarà il danno che poi noi abbiamo ereditato da questo diciamo, evento catastrofale. In questo senso dava anche un consiglio. Beh, il consiglio ai cittadini, tutti chiedono consigli, il consiglio è di stare a casa e non andare sopra gli argini a vedere i fiumi pieni d'acqua, perché ricordo che il vero problema non è l'acqua che sormonta l'argine, il problema è che se ne va dall'argine, perché la pressione è elevata. Ricordo solo che nel 2010 se ne sono andati 32 argini, se qualcuno fosse stato sopra quegli argini a guardare l'acqua sarebbe morto. Stato di calamità naturale? Sì, il stato di calamità è dichiarato e ovviamente ho sentito che il Presidente Meloni a livello nazionale dichiarerà lo stato di calamità e il Veneto c'è a pieno titolo, visto e considerato quello che è accaduto e sta accadendo. Giusto chiudere le scuole? Assolutamente sì, ha fatto bene l'unità di crisi coordinata dall'assessore Bottacin a valutare questo, ne avevamo parlato anche i giorni prima. Noi dobbiamo sempre far collimare gli interessi ovviamente dei cittadini con ovviamente quello che viene prima di tutto, che è l'incolumità dei cittadini stessi. È chiuso il ponte di Latisana, però a preoccupare è il tagliamento. Il tagliamento in questa fase ci preoccupa non poco, sta passando il colmo di massima piena, cercheremo di capire come sarà lo sfogo a mare, visto e considerato che noi abbiamo questa tempesta perfetta che ci è data dal fatto che lo scirocco innalza la marea e non fa ricevere l'acqua dei fiumi in mare. Avete avuto un attimo di ansia che fosse una seconda vaia con il vento così forte che soffiava? Il vento è arrivato a 130-140 km all'ora, ansia no, perché bisogna essere lucidi quando si coordinano questi lavori, ma sicuramente la preoccupazione è che potesse replicarsi qualcosa di simile. Certo è che il vero tema in questa fase era rappresentato ed è rappresentato dalla piovosità che è stata importante, che ha raggiunto quasi 170 mm. Hai detto che il piano di contenimento delle nutrie non funziona. Beh no, è innegabile, siamo pieni di nutrie e io non ce l'ho con gli animali, ci mancherebbe, anzi sto dalla parte degli animali, però è pur vero che in questo caso tutte le gallerie che le nutrie fanno sui nostri argini diventano poi quelle gallerie dei fontanazzi, diventano delle vie per l'uscita dell'acqua e per lo sfondamento degli argini. Senta, che effetto le fa tornare qui dopo tutti questi mesi della pandemia? Beh, un effetto particolare c'ero io, c'era l'assessore Bottacin, siamo stati qui mesi, c'era l'assessore Lanzarin e fa un certo effetto, no? Perché qui per noi è stato un po', c'è un bunker nel quale siamo stati dentro mesi, meglio sta fuori da qui. Il Presidente ha detto che per esempio per la grandinate non sono ancora arrivati i risarcimenti, per cui è un motivo di preoccupazione visti i danni adesso. Confermo che per i danni catastrofali avuti quest'anno, soprattutto in estate, per le grandinate in particolar modo e anche per gli altri stati di crisi che ho dichiarato, non c'è ancora nessun segnale di stanziamenti a livello nazionale. Quindi si sommeranno ovviamente alle richieste che faremo in queste ore. Quindi salute e ambiente, le due emergenze a livello nazionale, non solo regionale. Ma sì, ma il vero piano Marshall nazionale deve basarsi sui due grandi pilastri, l'ambiente e la salute. Quando stiamo bene e abbiamo un ambiente a posto, non possiamo vivere, poi il resto ci avviene da sé. Sì, abbiamo avuto qualche dissesto, qualche frana che ha interessato la sede stradale a Fener, a Miane, a Cison di Valmarino, insomma prevalentemente nella zona pedemontana ma anche qualcosa in montagna in Cadore. Ci sono le frane storiche, le grosse frane storiche del Veneto che sono monitorate costantemente, la frana del Busa del Cristo di Perarolo di Cadore, la frana del Tessina, la frana del Rotolon, quindi le frane, quelle che da sempre ci preoccupano, sono in questa fase monitorate in maniera particolare. E poi abbiamo avuto qualche allagamento localizzato prevalentemente nella zona pedemontana con qualche corso d'acqua che si è ingrossato rapidamente, penso per esempio al Soligo ieri, infatti Follina è stato
stato uno dei punti dove abbiamo registrato le precipitazioni piovose maggiori, ma direi un po' tutta la zona a cavallo fra provincia di Belluno e provincia di Treviso. Ci spiega la situazione Adige, l'opzione Garda non è stata scelta perché? Allora, intanto diciamo che l'Adige ha un canale che collega l'Adige in Trentino con il lago di Garda. Questo canale, che può portare fino a 500 metri cubi al secondo di acqua, era stato realizzato e concluso nel 1959 e aveva il compito di appunto dirottare una parte della portata dell'Adige per preservare Verona e il Polesine da rischio alluvioni. Quindi viene aperta quando il livello dell'Adige raggiunge un certo valore. Nei giorni scorsi è stata aperta e l'Adige è transitato a Verona con circa 1370 metri cubi al secondo, perché 150 metri cubi sono stati dirottati appunto sul canale scolmatore. Questa volta non è stato necessario aprirlo perché il livello massimo raggiunto in Trentino Alto Adige è stato di 1100 metri cubi al secondo, quindi non c'erano le condizioni per aprire il canale scolmatore, che viene aperto solo in caso di estrema necessità, proprio quando non si hanno alternative, con lo scopo di preservare i cittadini che stanno a valle. Senta, adesso cosa si deve fare? La radiografia agli argini, come ci si deve muovere, insomma? Ma diciamo che tutte le opere di difesa del suolo, non solo gli argini ma anche le briglie, penso, nel momento in cui accade un fenomeno meteo rilevante, fanno la stessa funzione del casco per il motociclista quando cade a terra. Protegge la testa, però si danneggia e quindi il casco va cambiato. In questo caso non si tratta di rifare tutte le opere, ma di andare a verificare dove ci sono stati eventuali danni per poi procedere con il ripristino. Ma diciamo che i fenomeni meteo con questa notte e nella mattinata di oggi stanno andando verso un esaurimento temporaneo e ci aspettiamo ancora pioggia nella notte fra sabato e domenica, però sarà un evento meno impattante rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime ore e nei giorni scorsi. Ovviamente però piove sul bagnato e quindi l'attenzione la manteniamo alta. In questo momento stiamo facendo girare i nostri modelli previsionali che, come abbiamo detto prima, hanno azzeccato le previsioni, perché avevamo detto circa 150 mm nella zona pedemontana e siamo arrivati a dei picchi di 160-170 e quindi i nostri modelli stanno girando e ci diranno cosa ci aspetta nelle prossime ore. L'abbiamo fatto girare ieri, ci diceva appunto precipitazioni sì, ma molto inferiori rispetto a quelle passate. Adesso lo facciamo girare anche questa mattina e sarà più preciso, nel primo pomeriggio avremo il nuovo bollettino. Diciamo che in linea di massima il peggio dovrebbe essere passato, stiamo attendendo il transito delle piene in tutti i corsi d'acqua. Come diceva prima il Presidente, può sempre accadere che un argine abbia un cedimento e quindi finché le piene non sono arrivate tutte a mare c'è sempre un margine di rischio. In modo particolare adesso stiamo monitorando il tratto terminale di tagliamento perché sta raggiungendo dei livelli molto alti che in passato raramente sono stati raggiunti e quindi noi l'attenzione è massima, abbiamo fatto convergere uomini e mezzi qualora dovesse succedere qualcosa e attendiamo qualche ora sperando che tutto vada per il meglio.